Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. L'ex villaggio della gioventù, il mausoleo per tutti i montagnanesi, date le dimensioni semicircolari e lo stato di abbandono quarantennale, è stato inaugurato sabato 2 ottobre. Un vero evento per tutta la città murata di Montagnana, quando ormai pochi pensavano che venisse riutilizzato. Invece, mai dire mai. È del veronese danese la felice idea di trasformarlo in un centro residenziale, commerciale e direzionale alle porte delle mura. Abbiamo sentito come. È stata dura perché sicuramente i costi sono molto alti rispetto a una costruzione nuova, però spero di aver fatto un bel lavoro. Ho usato della manovalanza del posto, con il quale mi sono trovato molto bene. E quanti appartamenti ha realizzato? Sono 24 appartamenti e poi ho una parte di commerciale che verrà ultimata dietro le esigenze dell'eventuale compratore. Per caso era presente anche l'operaio che aveva posato la prima pietra dell'ex villaggio della gioventù al tempo del dinamico Monsignor Bellato, arciprete di Montagnana. Don Bellato ha dato lavoro a un'impresa edile. A quei tempi c'era il cantiere comunale e noi eravamo in 3. Io come carpentiere, un capo muratori e un uomo manuale che operava la betoniera a mano. Ma il resto c'è tutto il cantiere, c'è 40-50 uomini del comune, che a quei tempi i poveri, il comune li faceva lavorare a 4-5 euro al giorno e gli dava 500 lire al giorno e in più il pasto a mezzogiorno e andavano a mangiare dove c'è le ACLI adesso. Un po' di storia, anzi una storia ce l'ha questo edificio, rimasto incompiuto perché l'arciprete Bellato è stato chiamato ad altro incarico. Ce lo spiega l'attuale arciprete Monsignor Renzo Zecchin. Nel 63 ha iniziato a costruire questo stabile proprio in funzione di una prospettiva molto ampia di un villaggio per la gioventù, dove ci fossero, oltre che le aule per il catechismo e le varie associazioni, ci doveva essere anche centro culturale, centro sportivo. Poi lui, dopo 10 anni, un periodo quando ha iniziato, ha dovuto anche cambiare. I successori non hanno più avuto la possibilità o l'intraprendenza come ha fatto lui, e poi è successo il grande terremoto del Friuli che ha danneggiato anche il Duomo. La parrocchia, dovendo mettere mano ai restauri del Duomo, non ha trovato altro rimedio che vendere lo stabile che aveva e l'ha venduto al comune. Come è stato costruito e di particolari tecnici ce li illustra il geometra Francesco Zanin. Qui abbiamo un'area di 4.300 metri quadrati, di cui coperti ne abbiamo all'incirca 1.000, il restante è destinato a parcheggio sul fronte strada, che è un parcheggio pubblico praticamente che viene dato al comune, e poi sul retro abbiamo altri parcheggi che sono privati destinati agli alloggi che sono ospitati ai piani superiori. 23 appartamenti che sono distribuiti su 3 blocchi praticamente, il blocco verso le mura che ce ne sono circa 4, poi abbiamo il blocco centrale una 14 e poi abbiamo il restante blocco dall'altra parte, tutti serviti con ascensore e con vano scala indipendente, e dopo abbiamo il piano terra e il piano rialzato che sono adibiti a uffici a terziario. Infine la conclusione è del sindaco Giuseppe Mossa, che prende in considerazione la valorizzazione di un'intera area. Noi siamo riusciti con il privato a recuperarlo con un progetto urbanistico in cui abbiamo unito quelli che sono gli interessi pubblici e privati, perché questo è un intervento che il privato ha fatto dotando l'immobile di un parcheggio che diventa pubblico, quindi a disposizione della città. Quindi un progetto importante che valorizza ancora di più le nostre mura e che sicuramente per il turista e il visitatore non vedrà quella bruttura che eravamo abituati a vedere ormai da troppi anni. Questa è una struttura che è stata presa ad esempio come architettura inserita in un contesto storico e quindi con un vincolo ambientale da parte della soprintendenza. Da mausoleo a commerciale residenziale di lusso a basso costo.